Giovanni Del Ben, il medico forense, i primi 2 minuti all'ospite. Bentrovati. Nel gennaio del 2013 a Pordenone si è tenuto un convegno per parlare di vari aspetti per la tutela delle persone con fibromialgia. Insieme a me c'erano il primario medico legale dell'INPS e tutta l'equipe della reumatologia di Sacile. Ormai è riconosciuto che la fibromialgia, pur nella sua complessità, rientra tra le malattie reumatiche, è una malattia sociale, quella delle patologie reumatiche, perché colpiscono alcuni milioni di persone in Italia. Si può quindi apprezzare il fatto che la Regione Friuli-Venezia Giulia abbia approvato il 20 febbraio scorso il piano per le malattie reumatologiche con una visione di rete che individua dei centri di riferimento per diverse intensità di cura e bisogni. Qui si parte dall'ambulatorio del medico di medicina generale fino ad arrivare alla degenza nelle strutture complesse anche universitarie. Leggendo però il piano appena approvato, ho provato a cercare la parola fibromialgia. Fibromialgia è risultata parola non presente in questo piano di 10 pagine. Mi sono un po' preoccupato, ma poi ho risolto la preoccupazione perché la fibromialgia può rientrare nella categoria dei reumatismi extraarticolari. Allora in questo modo superiamo un po' una perplessità che è di lasciare fuori una parte di previsioni per la fibromialgia. Adesso però questo piano deve essere completato con una fase operativa che deve scrivere il direttore dell'area ospedaliera. Mi auguro che per prevenire fraintendimenti e consentire la partecipazione delle associazioni dei malati di fibromialgia, che la fibromialgia stessa venga indicata esplicitamente nel piano esecutivo, eventualmente anche con ulteriori previsioni di integrazioni specialistiche, perché la persona malata di fibromialgia ha bisogno sì prevalentemente di riferimenti non solo clinici, terapeutici, reumatologici, ma anche di altre discipline, perché è una malattia, una sindrome importante che colpisce, rientra nelle malattie reumatiche, ma ha interesse a molte persone della nostra regione. Giovanni Del Ben, medico forense, nostro opinionista in sanità, grazie.